Allora, esistono due ragioni principali, ho letto una volta da qualche parte, che ci spingerebbero a tentare una notte di passione con una persona dello stesso sesso. Affrontiamo delle tematiche all'ordine del giorno, cioè della vita di tutti gli esseri viventi, comunque problematiche sull'amore, sull'amicizia, i rapporti familiari, ammortizzate dalla commedia. Quindi la nostra forza, insomma la forza del testo, è che il messaggio viene percepito senza essere così proprio diretto. Forza, su. Questa qui è Ida, che diciamo è quella un po' più sveglia dello spettacolo. Rispetto a te sicuro. Giada e Lollo sono amici da una vita e vivono appunto a casa di Giada, dove io lavoro. Allora, Giada è alla ricerca disperata dell'uomo ideale e Lollo è il suo migliore amico. Ma a un certo punto questi due cominceranno ad avere qualche problemino di amicizia, qualche problemino di cuore e quindi le cose si complicheranno un pochino. E io starò lì in mezzo ad ascoltare tutto quello che succede e a cercare di dare qualche consiglio che, come al solito, non accettano mai. Ma perché la mia vita non è un film romantico americano? Perché non riesco a trovare l'uomo ideale? Perché è così difficile trovare un uomo giusto? Però io sento che questa sarà la volta buona. Io ci credo nei segni del destino. Stavolta troverò l'amore. L'amore non esiste, è un equivoco. L'amore è un'invenzione poetica, lo sanno tutti. Eh sì, questo è il personaggio cinico di Lorenzo, detto Lollo, un personaggio che non crede nell'amore, il suo motto è una botta e via, non crede nelle relazioni e quindi cerca di convincere la sua amica e collega Giada di questo, ma poi arriva l'uomo ideale e... Allora, questo e molto, ma molto altro potete vedere nell'Uomo Ideale, che è lo spettacolo che starà in giro per un po' di giorni in Friuli grazie all'ERT. Quindi con me, Tony Fornari, Simone Montedoro, Claudia Campagnola. Noemi Sterlazza. che dire di più? Venite a teatro perché abbiamo bisogno di voi. chi sarà l'uomo ideale tra Claudia e Noemi? Questo sta a voi deciderlo. Ciao. Fa così, ma non è Ma non è cattivo, cattivo. Lui non è.